Saluti e bene agattare a gente di Telecosta Smeralda, de Enrico Puzzolo e so pronto si presentai una vilera di 8 attobius in tre cause a sa musica de Sardigna. De usu posto dringhi che esti sonomatopeica che si vai risonai sonusu. Carrerausu custa in regione in parisi con su presidente dell'Accademia de sa musica sarda Simone Grussu. E in sanzu dringhi sonus de Sardigna. E Ciseusu, saluti a Simone Grussu e bene agattato in Telecosta Smeralda in questa nuova avventura nuova di Telecosta Smeralda che Dio su posto dringhiri. Saluti a vosatrus e saluti a totus. E Tanara, sai, insertato come il titolo, cominciato già a esibire un vaghetto di autocritica. Già mi veda con questa musica, dunque anda bene. Anda bene mera. E intanto se su stereo, cominciato a stereo questa questione e cominciato a presentare i cagliesti su progetto. Sa musica sarda o indiri non era so che sta rischiando, però sti passando mancare un tempo non troppo diccioso e in capace a bisogno di ainas può seguire in subvenidori, però a contessiri e punta a contessiri a cose stravanare, che so cercare di strogare de spinnicai per questa 8 bessiras a chi cominciano oggi presentato su questo che su progetto sa missione cosa rua che nasce da una passione e cerca di imprassare una questione più umana, no? Chi pertocca la subvenidore della musica in Sardegna e poi a bella bello e os entrare in PSC in su particolare vinces a comprendi commenti nascenti sonusu cali vunti i strumenti in particolare i materiali dei sonusu de Sardegna chi è un mondo presenta la Sardegna un mondo de sonusu ma vinces a presentare sonusu de un mondo mera prusis la canausu de gusto che vunti tremini naturali nostri. Sì, Deu, ti torro grazie a primo de tutto hai scioperato di fare questo viaggio in Parigi con l'Accademia di Musica Sarda sicuramente in noi che l'Accademia di Musica Sarda è una realtà di giovane, è nasce de vago ma su bisu ma non meta, è nasce da tempo su meta e pustisi de meta traballo ci si arrannescius a partire. De sicuro esti su bisu esti nasciu da come t'hanno tu da sa coscienza poeta devo appungizzare ma costai a sa musica tradizionale con su sonetto con sa fisarmonica dunque mi sono sempre più interessato a sa musica della tradizione sarda e a dell'umano mi sono agattato che tutte le sconoscenze che esistono fianta un vago confinata con chi ama da questo mondo e apprezza da questo mondo però funti un poco serrata tra questa gente si può dire che sono simpatico dunque su biso per un anno fu di cosa di cercare di donare valori a sa musica tradizionale sarda e cercare di compartire con internet che è un altro mondo non è una realtà di fisica non è vendi una presentazione un seminario una conferenza che sono in 10 scontanta questo che sia onnendi ma su biso fu di questo de cercare di donare valori a sa musica tradizionale sarda in questo che è sul mondo di internet dunque cercare di vai conosci i funti in noda se funti il launedda sa mancai o che li sia cose su strumenti su suonatori donare questa possibilità di mancare a
uno studente o uno professionista, un musicista di Hong Kong, riesce a po' di mancare scaricare una partitura di musica tradizionale sarda. Dunque, cercai di questionare questa musica tradizionale sarda, traballai con questa musica tradizionale sarda, di donare valori e cercai di accappiare i canto prugenti possibili. O indiri narosu sesi sa guia chi muovere questa regionare narosa ici questa vinza questa operazioni de salvai e de migliorai de pesai e de seguire in di sa musica, però tu sei partito come uscienti, conosci un vaghe du Simone come musicista, come sonarori e conosci vinza si spedia che la rimuovi poi in questa andersa. In mia Accademia di Musica Sarda, come hanno giustamente tu, sei tra me che sei su pensatori, su primo che sti partito con questa bidei, e sei su manco 10-15 pro manco tra artesani, su collaboratori, sei su bello scanta gente, però come hanno giustamente sei partito a so, sa bidei è nascia, poi Taddeo ha iniziato a suonare sa fisarmonica quando tenia proso manco 9 anni, su questo nonno mio suonata sa fisarmonica e dunque sa miseo accostavo, commenta po' di come ti vai, sa maggior parte dei spicciocchetti su quando iniziano a suonare uno strumento, che sia launeddas, che sia chitarra, che sia sonetto o altro su questa tradizione sarda, ne reso che iniziano a suonare questa binti a iaio, binti a babbo, a zio, che suona da un amico, e dunque ha iniziato di aici e a poco mi sono sempre proso interessato, sempre proso apprezzato sia sa fisarmonica sia sa musica tradizionale sarda. Dopo non è che non mi seu accontentavo a sabidei de si chi a fai su chi mi naranta, poi narauso che sa normalità di questo mondo è de pinnicai a origa uno scanto no da sa passaggio su picchiata e di su storrai a fai bene in me da questo gusto grazie a questo fai de trasmiti di aici non so in modo ne so ballo su mela però su discorso de pigai tutta questa realtà di con superficialità vai a comprendere che fu una cosa non pago beccia non fu di canto sta musica colta non fu di canto fu di che tu sempre posta de parti e questa cosa mi ha sempre donato fastidio perché da uscivo che parte in manna dessa popolazione non usciti che un ballo sardo campitaneso fai un esempio, teni 180, 200 note accappiate a pari con un traggio di poesia, tenti capitoli, si strovedanta, non funti 4 passaggi. Sa superficialità di esti, sa cosa che mi ha fatto partire, sa bidea de cercare di donare i valori, e poi questa cosa sesti sempre de prosa allargata a tutta questa musica sarda, dunque se arrivavo a fare questo traballo. Tu sei un picciocco sardo, sei su Ferali, se mi parli, di una vita di Sardegna, ma un picciocco di suo tempo in di deoi. E te cosa che non hanno vinto i sonus che intendevo in televisione, che intendevo più forti in radio, ma hanno vinto i sonus che l'ompinti dessa terra tu e tutto. E poi possigiri, posa capire a su che vesto su una rendi, iniziando o indiri di stupa di questa questione che la musica sarda tenia su bisogno di agattare in asa noasa e da sare agattare pure grazie a questo interesse cosa lui. Dunque, sul discorso è proprio su che narra tu, uno non deve vincere satru. Questo è su che narro sempre deo. Poi questa musica dessa tradizionalizzata deve di vinci a satra musica o satra musica e satro generi musicali si deve di vinci a sua musica tradizionalizzata. Non è sti 10 su, non di boca da satro. Sa musica esti una lingua, come sa lingua sarda andata valorizzata, tocca a sci fuedai, e fuedai con tutto, fuedai in italiano, fuedai in sardo, fuedai in francese, tocca da fuedai. E quando questionavo su de musica, de peuso, secondo questa è sabidea, una delle idee principali dell'Accademia di Musica Sarda, tocca a fuedai donanditi su giusto valori.
commenta ragionando di sa musica tradizionale sarda, commenta quattro generi musicali. Isaina sa chianta bisongiao, me bene a conca, ma raccuccao vinzesa un paragone, mo non sciu in sarduetta di narasa su do paragone, ma d'ogni maniera, sa lingua sarda puro a connotto ora sa malasa, o in diri non esti bivendisi da benimera, però de persone che grazie a sa rete sociali, a internet, ha ragattao un logo, infine a undi si presentava, a undi si iscrivi, e sa gente che da maneggiare a intendio sa necessità di vinzesa de imparare a maneggiare bene, messi iscritto. Poi se vai uno paragone a c'è tutto po sa questione dei sonos in Sardegna, e iniziando su pure su finza sa contai su queste acontecenti di un anno a oi, plus o manco, vinza sa in misura rotto questo treulo che si subvivendi, che quindi si rappresenterà questa mascherina. Sì, sa seconda parte fu proprio sulle innovazioni dessa musica tradizionale sarda. L'Accademia di Musica Sarda oggi vai gusto, ha fatto bene a nominare la lingua sarda, poiché grazie a schianti su un frio meda, poiché noi oggi teniamo sa fortuna e sa ricchezza di questionare la lingua sarda, che non c'è nessun problema, per primo di noi ci ha passato gente che deve più combatti, meda, ha di perdere il suo posto di trabalho, e di questo non si sente più scaresci, poi ciccai di portare in avanti questa lingua, grazie a questa gente noi oggi possiamo fare una puntata in sardo. E dunque Accademia di Musica Sarda cica de fare questa cosa con sa musica sarda, cicchendi de da portare in internet a cattare sempre più gente, poiché internet è una lingua nuova. Est in un mondo nuovo. Vunti merebruso i Iasa e i Sanderasa che uno può ragattare grazie a internet, poi l'ompi a sa musica sarda da Sanremo 8 prima, finza a uno in Tokyo può ricercare e agattai sa inasa che disi serventi, poi sindigosai dessa musica sarda, e a stesso momento sa musica sarda sindigosara poi tagari guarangia un luogo impruso in suo mondo, un interesse. Questo vuole che si agguanta la piazza e che si crea in antisi. Volia proprio questo, è una questione di generazioni, sì. Non che sul libro non è andata bene, può trasmettere l'importanza della musica sarda, non che tutto su traballo che si vendi il conservatorio, i etnomusicologi, che si vendi un traballo bellissimo, bello meda, però è su mezzo che Accademia di Musica Sarda di scioperao, che io dico cicai de agattai sempre più gente di una generazione diversa, non si può dire che sia al suo contrario, che internet è sempre più usato di generazioni nuove, e poi sa sul logo di bivista gente, poiché una delle cose che io di fare Accademia di Musica Sarda è donare questa possibilità di sia ai sardo su chi vive in fora, mancai un sardo che vive a Parigi, che vive in Tokyo, sia a uno che non è sardo, che mancai studia etnomusicologia su conservatorio, vive in Londra, vive a New York, che si sia logo, grazie all'Accademia di Musica Sarda tendi questa possibilità di entrare in suo sito web e si può iscrivere a suo corso di armonica bucca, a suo corso di chitarra, o finza a imparare come costruire un tamburo de gavoi, può fare un esempio, ma pure finza a andare e scaricare, comprare un libro, una partitura, questo o di fare Accademia di Musica Sarda. Intraso in piessino, poi finza a sa questione, poi desi posto Accademia di Musica Sarda, no, sono su de Sardegna, pone e tabolinai pesai i sono su de Sardegna ad un dretto accademico. Accademia di Musica Sarda si narra di Aici, poeta su Fuedo Accademia Musica Sarda e Musica Sarda, si comprende, non si sbagliava su Accademia
poeta esti un'attività di una realtà di manna meta e nosu ci causu con tutto su coro, tutto sa forza che teneusu deu in prima linea e tutti i collaboratori miei a cicai de vai sa cosa canto più giusta e completa che si possa fare. Difatti si quando scrivo su articoli su su blog, quando facevo su presentata, domandavo su sempre a tutti gli articoli su chi tenesi consigli su chi tenesi cose o chi agattaisi che all'incuno sbaglio poi capitai che mancai a dolumano tanta sempre più su informazioni confondite a suo strumento su de Sardegna a sua artista famoso de suo passato a dolumano sa gente in di questione da intendio casso dalli fate a custo via costatro però esti me da confondi dunque sa accademia vuota ciccauso e domandausa giudo de pogusto de vai sempre informazioni più complete e giuste che si possa fare. Poreus unai vinzas che cambiano questa maniera di entrare in su mondo dessa musica e de sonos usardus po' cussu che pigara sandera dessa accademia con forma come ti poria ressi prima a relatai con un maestro e basta poi tacca esti una pigara una rosa più conscienziosa poi tacca uno in disappiri di un mondo che andrà a vinzasa che già sarà estreminis del suo strumento cosa sua isso andrà a conoscere il suo strumento chiaramente andrà a conoscere sa musica andrà a conoscere i scontus in vata con suo strumento sa storia is accadecimentos popolares e insomma è una cosa non vedo più compria pochini sarrellata o indiri a questo mondo poi dici che dessi gusto desti una cosa che tu più compria si possa fare insomma ci causa de fai su chi poteuso e sperauso de fai sempre meglio su una delle cose che usa volli vai ancora posso tempo benitori perché sta succedendo sempre de voi o passa fatta satro perché non ve occorre o penso ciccare de fai cose sa bene a bello sti gusta de voi in un'altra lingua e se uso partito su italiano su sardo sti sempre primo e uso posto fate uso is articoli su bilingue dunque sa già due lingue sa ci causa de sti importanti uso mo fatto già per manco 60 articoli usciti in su blog in bilingue ci causa mo de vai un'altra scommessa che si gusta di aggiungere inglese poi ci cai de raggiungi canto prugenti si può di in su mondo e fai conosci sa musica sarda ischidra ballanta con sa musica sarda dunque i musicista sa ma pure ischi costruisci in su strumento su che funti spantoso e bello su meta Feuso su conto di entrare feuso commenti che sono in trend in sa pagina di Accademia Sarda e bin trauso in PSI non su particolari dove agattauso un blog dove agattauso is informazioni storiche de sonadoris e des strumentus e dove agattauso i pagina de dotto maestro da zaccinao avunte un gruppo di 15 persone no? Che traballano a furio de questo progetto in tre sonadoris e faidoris e poi dove esti vinza sa bottega dei sonus dove uno ottiene le possibilità di orbai uno strumento che sia garantito e che tenga a vinza un'assistenza una rosa di aici no? È una questione di garanzia sì per quanto riguarda il sito dell'Accademia di Musica Sarda non si può sbagliare www.accademiademusicasarda.com in cui narauso poi teneuso altre pagine social che però funti attaccate a questa che è stessa cosa principale di fattisi a dolumano capita che i social network si domandano di incrociare poi questi articoli su funti per umano su dunque main social
capita poneus articoli scritti e funti più cruzzus de chi agattaisi in su sito web. Dove esti dunque su blog e usunau, questo esti differenziato de categorie, dove esti curiosità, dove esti cultura, dove esti mondo folk, pasaca tanta tutti artisti, o se uso a pago ci che ti fai sentire sempre de bruso, tanto a mancai de sicuro, ce ne funte ancora merda se tendi vai, e finze innovazioni, poeta usunau, che musica sarda, questione dessa musica sarda e dessa tradizione sarda, ma non gasta da scelta su passau, poi castiai finza a suo tempo benidoi, dunque a sezione innovazione. Pustisi dessa sezione blog, teneva su sezione impara, in questa sezione nosu convidausu a schisi sigili a si scrive scursusu, poi mo teneva su armonica bucca sul livello base, dunque uno si iscrive in domusu a tranquillo, poi si imparai a calisi sia ora chi oggi studia su notti si viga da su corso e da notti si può o esti manca in pullman andando a traballare in notte in tempus si può in cui con scuffietta se si ascolta da lezioni del su maestro dove esti chitarra dove esti fisarmonica launedas spereus in cui pure de cicaia bella bello de voi sempre pro scorso sia da pragi so pensando mo de voi mancai is arrepicus imparai arrepicus de scampanza imparai altro strumento finza sa su canto tutto scantata sa doia di un agi de modus de cantai sia da pragi a poi un corso de repentina de canto a tenore e altre cose. Narasus, importante sta cominciare su viaggio e poi su carrico da Concauso e Dubreneuso in cammino. È una realtà di Accademia de Musica Sarda che viene a Parisi un montone di gente, di usunao, che vanno sprazzinare, a poter l'importanza di internet e disaggiuro che si donano, che vanno sprazzinare a tutto in Sardegna. Sì, dove esti un bello scantagenti, mo. Calchi nomini. De personai, mo, per quanto riguarda i iscritti del suo blog, de personai che Deo, prosomanco mi occupo de vai iscritti, è un amico mio, Francesco Grusso, do supporta in sardo, sapicciocca mia, Erika, mi aiuta con i social network, e poi doiadi, maistus e artesanos, de tutta la Sardegna, dunque tenevo su Vinicio Sanna che fa i dori della UNED a Maracalagonis, tenevo su Michelino Carta a Fonni con Sarmonica Bucca, tenevo su Gavino Costeri a Gavoi fa i dori de Tumbarinos, tenevo su Ignazio Cadeddu de Assou a sa chitarra, Fabio Calzia sempre a sa chitarra, de Lodine, poi tenevo su Michele Deiana e la UNEDAS e cominciamo a scoviare che noi a Bella Bello per questa 8 bessiras e noi 7 già conosci Vincenzo Gallincuno in persona e io sono scoviare i segreti e tutto i minuderias che due vunti a palas a dessa vaidura degli strumenti su cosa è solo e poi devo acabare a undi a Sene che poi ta questioni importanti che è Vincenzo Savuna de Accademia dessa musica sarda e questa de s'annoamento. Sì, Accademia di Musica Sarda alla cicai desaccompagnai in questo viaggio, poi cicai de nai gallincuna donai gallincuna informazioni a sua strumento su principali de Sardegna antidoiati in medas che non di questionaus però alla cicai de donai un gallincuna informazione su sa storia e artesano anta spiegai commenti si vanti i strumento e giustamente commenta annau prima in a cabo esa questione delle innovazioni poi ta commenta tutto is altre cose Accademia de Musica Sarda o di Castiglia su Benidori e commenta sa lingua si depidi evolvi depidi cicai de essi moderna e de bivi de aguantai tempus no? De aguantai tempus dunque non ragionai scetti è tempo passausu ma da ragionai oi e castiai
a sincrasi. Su connotto, questa tradizione è questa questione di bettire in antisi, intanto di bettire in antisi, questo che non è nisi, no, questo che è nisi, questa è questa tradizione. Simone, intanto, può cominciare questa bella avventura. Sapremo, su primo arroglio che usa fai e usa toccai a undi. E usandai a Maracalagonis da Vinicio Sanna. E usa ragionai plus che tutto de sono su de gannas, solitus e pipiolus. Aici est, pipiolus e vinzas launeddas. Aici. Simone, deo poi moi ridorro grazias, inzando su sibiesu cira chieniri me Maracalagonis con su maestro Vinicio Sanna e po dringhiri de oi esti dottusu sibiesu a cira chieniri ariosu sa gente.